Guardate, qui c'è Alessandro. Siamo a Telve per il caffettino mattutino. Allora Alessandro, bentornato in un'escursione insieme. Che nuvole scenografica. Guarda, Agli spettatori del giro che avevi in gli mente oggi. spettatori, adesso siamo in quel di Telve, ci stiamo dirigendo su verso il Mangen e ad un certo punto, siccome il Mangen è chiuso, ci fermeremo anche noi e prenderemo una via alternativa qui nel gruppo della Gorai. Sì, per salire una montagna, mi ha detto, da 900 metri di dislivello. Più o meno, vediamo, Cioè, poi sai. non poniamo limiti alla provvidenza, Esatto. diciamo. Intanto vedete alle sue spalle il panorama qui della Valsugana, qui l'altopiano dei 7 comuni. Ecco, vedete come avevo visto all'inizio dell'itinerario, siamo sul sentiero denominato del Legno. Si sale qua giù, si sale. Per fortuna. Guardate che bei larici in tonalità foliage, faggi, ormai che l'hanno quasi terminato. Guardate quanto pittoresca è questa casetta. Che brutto che sia il suo contro. Piccolo consiglio tecnico per leggere questi testi, converrà mettere in pausa il video perché appunto non posso tenere 30 secondi fissa la fotocamera, quindi faccio pochi secondi, in modo però da permettere appunto a voi che guardate il video di cliccare pausa e leggere se vi interessa ovviamente questa didascalia. Poi Venezia. Magacere 3,4 km. Mentre ci siamo addentrati in una peccetta, 1,7 km Magacere. Ecco, mi cercavo questa per venire su prima. Sarà meglio così. Eccoci qua. Manca Valpiana, direzioni da quella parte.
Guardate, anche un piccolo campo fotovoltaico, provvisti di tutto e di più. Bella maiga massiccia, resistentissima, moderna, veramente stupenda. Peccato solo sia chiusa, ma d'altronde siamo un po' fuori tempo massimo. Tanto piccole sosta provviste, vedete. Qui c'è una coppia di ragazzi. Guardate che meraviglia, cioè, sostare con un panorama del genere, Ale. Fantastico. Guardate che meraviglia. Ciao Maiga Cer, è stato breve ma intenso. Adesso, come ha appena detto anche Alessandro, destinazione Maiga Valpiana e dopo vedremo il da farsi. Vedete appunto qui l'indicazione che ho mostrato già prima. Ecco, siamo proprio sotto a Maiga Valpiana. Ecco qua, guardate un'altra maiga, appunto Maiga Valpiana, veramente stupenda, lucente, è tutto in stile abbastanza recente, però appunto tutte chiuse. Guardate Maiga Valpiana, che bella, se non ci fido non andiamo a oltrepassare. Guardate che panorama strepitoso. La frase saliente del giorno: il lavorai non delude mai. Tanto guardate proprio qui sopra il Monte Setole, 2208 metri di montagna, stupenda, veramente, mi dispiacerà veramente tanto non salirci. Guardate che bel pendio, praticamente quasi tutto senza alberi, mamma mia il Lagorai, che roba, oh. Niente, quello che pensavo fosse un bivacco si è rivelato un qualcosa inerente all'acqua. Eh sì, purtroppo da lontano l'illusione era quella, vabbè. Ed ecco qua davanti a noi il Monte Setole, 300 metri più su di altitudine. E abbiamo deciso di accontentarci e arrivare fino a qua. Intanto vedete questo bel capitello. Comunque, per arrivare qui, da dove siamo partiti, abbiamo fatto una bellezza di più di 9 km. Quindi, considerando il ritorno, verrebbero fuori 18 in questo bel giro. Comunque con un dislivello approssimativamente intorno agli 800. Da 1070 a 1900, Vabbè, 830 metri. 830 metri di dislivello, quindi molto dignitoso. E niente, noi adesso scendiamo, intanto facciamo una carrellata in questi paesaggi. Bisogna arrivare a Malga. Questo è un momento che non cambierei per nulla il mondo.
essere seduti sulla nostra vetta di oggi a contemplare e ammirare questo fantastico scenario tutto attorno. Vedete, siamo circondati da innumerevoli vette delle Agolaie, sullo sfondo c'è l'altopiano dei 7 comuni e siamo qui che ce la godiamo al 101%. Bene carissimi, direi di fare qui il video di chiusura, a meno poi di riprese belle verso l'ora del tramonto. Io ringrazio Alessandro per la scampagnata di oggi. Grande vecchio. Bellissima escursione anche oggi. Una bomba. Ah sì, e dopo esserci ristorati con questo panorama allucinante e niente, ci apprestiamo per tornare. Bene, qui dalle 1900 metri sopra Maga Valpiana vi salutiamo, sono le ore 14 e ciao Alessandro, alla prossima. Ciao ragazzi. E spero che il video con Alessandro vi sia piaciuto e a presto per tante nuove escursioni insieme. Che devo dire? Solo che quando che torniamo te da farmi un piacere. Siamo Ecco il bivio delle Transenna che avete visto stamattina, cambiamo strada e optiamo per questa. Oh, ecco qua, siamo arrivati alla strada principale, abbandoniamo la strada che abbiamo percorso finora e ci abbandoniamo verso l'ultimo tratto, verso la macchina. Guardate l'Osadira stupenda sulle cime. Sentiero del Legno, ecco qua il nostro punto di partenza di stamattina. Insomma Ale, dopo la bellezza di 17 km e mezzo a termine questa bella esperienza, 17 km e mezzo e 27.000 passi. Guardate, siamo passati da 1900 metri appunto a 1067. È stata una bella escursione, Una bella scarpinata per gente tenace. Quindi esatto, proprio così. Io ve la consiglio. Anch'io, però se avete un minimo di allenamento bisogna dirlo. E niente, qui appunto dal ponte del Salton io vi saluto, noi vi salutiamo, vi rimandiamo alla prossima escursione. E niente. Iscrivetevi al canale di Jacopo. Anche quello di Alessandro, le strade del Weird. Che è un bravo ragazzo. Grazie degli apprezzamenti Ale. E adesso noi andiamo a mettere qualcosa sotto i denti perché ci stiamo contorcendo dalla fame e dalla niente, sete ragazzi. anche, dalla sete. Dalla sete. La sete è importante. Poi. E alla prossima. Ciao!